Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo sempre dei dolci natalizi a Napoli e parleremo di Sua Maestà, lo struffolo o gli struffoli. Vengono sempre identificati con il plurale, non con il singolare. Gli struffoli sono un dolce tradizionalissimo nella cucina napoletana natalizia, non sono altro che delle palline di pasta aromatizzate all'anice, molto piccole, fritte nell'olio o nello strutto, attenzione sempre contadina, ricordate questo, che vengono poi, una volta fredde, lavorate nel miele caldo e poi messe in questi cabaret, dove poi vengono ricoperti da questi confettini colorati di zucchero, che i cosiddetti diavoletti. Da noi vengono chiamati diavolilli, ma cambia veramente poco. Allora, l'etimologia del termine è greca, dalla parola strongylos, che vuol dire di forma tondeggiante, e probabilmente anche l'origine, perché nella cucina greca, per esempio, si trova un piatto molto simile che sono i lokomades, che sono delle palline molto simili anche come ricetta. Ma la versione più accreditata non dà però l'origine degli struffoli come ricetta greca, ma come ricetta spagnola, perché esiste nella cucina andalusa un piatto molto simile agli struffoli che è il pignonate, in cui però le palline di pasta sono allungate, e questa vicinanza potrebbe essere attestata come periodo per quanto riguarda l'epoca dei viceré spagnoli a Napoli. In tutto questo la tradizione napoletana degli struffoli a Natale è recente, perché nei primi libri di cucina napoletana gli struffoli vengono citati, ma non vengono citati come piatto dolce. Quindi è stata una storia che è stata successiva, non leggenda, una storia che si è evoluta in questo modo solo recentemente. Ovviamente gli struffoli non sono l'unico piatto di questo tipo in Italia, ce ne sono tanti molto simili in tante altre regioni. La cicerchiata delle Marche, per esempio, i giggeri sardi, sono comunque varie ricette che hanno la stessa tipologia molto simile come categoria di dolce in tutta quanta Italia. Quindi non abbiamo, come si dice, l'esclusiva. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando alla prossima puntata sempre sul Natale di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brin!